Sesta corsa, il premio Due Torri, classico appuntamento per i 4-5 anni. Qui a fine anno all'Arcoveggio, Autostart che inizia a prendere velocità, 1 Baltimora Trio, 2 Cesare MG, 3 Caroline Francis, 4 Cobalto di No, 5 Bessi di Poggio, 6 Cosmo Spritz, in seconda fila 7 Sherivit, 8 Bonton GSO, 9 Brooklyn Lux. La macchina li lascia con molto veloce Cosmo Spritz che prova a scavalcarli tutti. Di dentro è partita molto bene Baltimora Trio che tiene di fuori Cobalto di No. Terzo alla corda si sistema Cesare MG che precede Sherivit. Rimane di fuori anche Bessi di Poggio accanto a Caroline Francis. Alla retroguardia ci sono Bonton GSO e Brooklyn Lux. 14-1 per il lancio di Cosmo Spritz, che ha preso come preventivabile il comando dal 6 nei confronti di Baltimora Trio, poi Cesare MG e Sherivit, mentre di fuori suo malgrado è rimasto Cobalto di No che si porta in scia Bessi di Poggio. 29 per i primi 400 metri da parte del leader, che si mantiene un paio di lunghezze avanti a Baltimora Trio, che lo segue a debita distanza precedendo sempre Cesare MG, 600 in 44,4, ritmo comunque non trascendentale, quello imposto da Cosmo Spritz, che prosegue all'avanguardia. Si avvicinano ora Baltimora Trio e Cobalto di No, che si portano sempre in scia rispettivamente Cesare MG e Bessi di Poggio, poi Sherivit con accanto Brooklyn Lux, sempre a guardare tutti da dietro Caroline Francis e Bonton GSO. È stato un 32 di seconda frazione e il chilometro di Cosmo Spritz se ne va ora in 1.14,1. Cosmo in vantaggio, Cobalto che non porta più di tanto avanti il treno esterno, si prova a muovere in terza corsia Bessi di Poggio, Baltimora Trio è sempre lì in scia al battistrada, chiuso Cesare MG, la retta opposta alle tribune passate in 14,5, prova ad allungare, ora Cosmo Spritz, cala a Cobalto di No, fa fatica in mezzo alla pista Bessi di Poggio e così Cosmo Spritz e Baltimora Trio se ne vanno dalla compagnia a 300 dalla conclusione, la retta d'arrivo per Cosmo Spritz, Baltimora che prova ad inseguirlo ma Cosmo Spritz ha preso vantaggio, Cosmo Spritz che si allunga e domina facile il Due Torri, ritorna alla vittoria. Baltimora Trio è seconda, Sherivit è terza. Carmine Pisquoglio firma un 27,8 a chiudere, 1,12,4. La miglior versione di Cosmo Spritz, Andrea Sarzetto al training per la scuderia Valle Falconera. Il successo del figlio di Igor Font e Nebraska Jet che ritorna alla vittoria. L'esultanza di Carmine Pisquoglio che vince il Due Torri trofeo Augusto Calzolari in facile coast to coast. Il favorito Cosmo Trio conferma le attese e si isola nel finale da Baltimora Trio e da Sherivit in numeri 617, l'ordine d'arrivo del Due Torri 2022.